La richiesta di presentare questo volume in Regione Veneto nasce dal grande affetto che i cittadini leoniceni ed io tra questi proviamo per la nostra città. Una città con una comunità che è vivace e davvero laboriosa. Ma da dove nasce questa vivacità e questa voglia di mettersi in gioco dei leoniceni? L'abbiamo cercato di scoprire in diversi volumi e in particolare quello che riguarda la storia di Lonigo dal 200 all'800 ci permette di approfondire un periodo molto importante per la nostra città, a cui bisogna riconoscere una grande vitalità nel settore dell'agricoltura, nel settore dell'arte, con grandi ville e opere firmate dai più grandi nomi della storia dell'arte e soprattutto anche con una grande storia e passione per il volontariato, questa passione e questa dedizione nei confronti del prossimo. Allora, da dove nasce tutta questa passione dei leoniceni? Lo vogliamo scoprire anche studiando la loro storia, la nostra storia.